Questo programma è offerto da... Buonasera e benvenuti alla terza puntata in stagione di calcio di rigore, una puntata anche questa sera ricca di servizi, ma prima di iniziare vado a presentare chi mi affiancherà nella conduzione. Diamo il bentornata a Silvia Pedini. Ciao Silvia. Buonasera a tutti, ciao a tutti. Ricordiamo anche i numeri per interagire con noi durante questa diretta e anche i social, persone da salutare in particolare. Ho visto che l'altra volta avete ricevuto un sacco di messaggi, uno ve l'ho mandato io perché c'era Corina al suo esordio. Potete mandare gli sms e WhatsApp al 333 6094 299. Perfetto, salutiamo anche chi? Matteo Zampini. Zampini, poi Corina, Gianni Bronzetti, Va bene, tutti. Andiamo a presentare gli ospiti. Alla mia sinistra partiamo con l'opinionista fisso Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. È tornato a trovarci l'attaccante del Vis Nova Feta Calcio, William Muratori. Buonasera a tutti. Invece per lui la prima volta nei nostri studi, l'attaccante sempre del Vis Nova Feta Calcio, Adil Mezgour. Buonasera. Ciao Adil. E infine lo ritroviamo, l'avevamo lasciato nel mese di maggio, ospite proprio nei nostri studi, l'attaccante del Gatteo, Andrea Comuniello. Ciao, buonasera. Prima di leggere con te i risultati e classifiche per quanto riguarda la Serie D Girone D, io farei una battuta con tutti i nostri ospiti, inizierei proprio da te Andrea. Ieri raccontaci un po' la tua partita, una partita sfortunata per il Gatteo dopo l'ottimo esordio di 7 giorni prima. Sì, forse abbiamo pagato proprio quello, siamo arrivati là forse un po' leggeri di testa, primo tempo da dimenticare, ci andavano dentro come volevano, per fortuna abbiamo chiuso solo 1-0, nel secondo tempo ci siamo ripresi molto bene, abbiamo costruito, abbiamo avuto 2 o 3 palle del pareggio, non è entrata, peccato, pensiamo alla prossima. Adil, invece per te sono le prime partite con la maglia del Nova Feta, avete fatto un ottimo esordio vincendo in trasferta dopo 28 anni, lo ricordiamo, in promozione sul campo del Forza Gheaia. Invece ieri cosa è successo allo stadio Valentino Mazzola? Niente, siamo tornati a casa con 3 gol sulle spalle, però siamo partiti male il primo tempo, dai. Secondo ci siamo ripresi, però era già un po' in salita. Abbiamo cercato anche di riaprire la partita, poi abbiamo avuto un episodio sfortunato che ci ha un po' spezzato, ecco, le gambe, però il campionato è ancora lungo. Vicino a te c'è il bomber, il partner offensivo per quanto riguarda il Nova Feta Calcio, William Muratori, che quest'anno ha un obiettivo, quello di arrivare a un numero di gol importante. C'è il tuo procuratore vicino a te, Giacomo Alpini, se ci sente lì, ci viene subito. Che dai, è uno dei miei obiettivi sicuramente personale, ma quello importante comunque è fare gol, fare bene per il Nova Feta sicuramente. Poi dopo l'obiettivo di 200 gol sicuramente è... A quanto sei, William? Me ne mancano 3 e quindi dai, spero di farlo il prima possibile. Incrociamo le dita. L'anno scorso quanti gol hai fatto? L'anno scorso 14 in campionato. Però... Che se non fosse stato per un infortunio, probabilmente, come dissi nell'ultima puntata, poteva arrivare a 20. Sì, dai. Dai, secondo me sì. Però speriamo insomma di farli il più possibile per la squadra. Poi sicuramente quest'anno avrò un grossissimo aiuto che è qui a mio fianco, che insomma è il benvenuto alla Nova Feltria. Io lo so che tu cosa stai per dire, ma quei due lì, la Lisa, che voi non conoscete da casa, la moglie del presidente del Nova Feta Calcio, non te li cede tanto, eh? Ascolta, adesso bisogna vedere, perché Mezgour, lui ha nostalgia del mare, già lo so, e quindi lui è stato benissimo anni fa a Bellaria e vorrebbe tornare volentieri, anzi mi ha chiesto di trovargli già un appartamento, quindi Lisa, vedi te. Willy è sempre il suo sogno nel cassetto, fare 200 gol a Bellaria sarebbe un valore aggiunto. Senti, ma non è che vuoi fare l'attacco nuovo, visto che c'è anche Andrea Comuniello, e prendere anche lui dal Gatteo? Andrea Comuniello, e Fancello, facciamo così. Se arriva Comuniello ti ossigeni anche i tuoi capelli? Posso provarci? Sì. Vedremo. Va bene, dopo aver sentito tutti i nostri ospiti, Silvia, lascio a te la parola perché iniziamo con risultati e classifiche. Sì, leggiamo i risultati della Serie D, Girone D. Ci aiuta adesso Stefano Papini con il contributo della regia, vai pure Silvia. Allora, Alfonsine Fiorenzuola 0-0, Breno Crema 2-1,
Calvina Sport Fanfulla 0-2, Ciliverghe Mazzano Mezzolara 2-0, Lentigione Forlì 1-1, San Maurese Mantova 2-5, Savignanese Progresso 0-2, Sporting Franzacorta Correggese 1-1, Vigor Carpareto Sasso Marconi Zola 1-1. Brava, adesso sempre con te andiamo a vedere la classifica dopo questo secondo turno di campionato. Prego Silvia. Ci sono il Mantova al Progresso 6 punti, Correggese, Fanfulla, Fiorenzuola, Lentigione a 4, Ciliverghe Mazzano, Crema, Breno, Mezzolara a 3, Forlì, Sporting Franciacorta e Vigor Carpaneto a 2, Sasso Marconi Zola, Alfonsina 1, San Maurese, Savignanese, Calvina Sport ancora 0 punti. Sei stata brava perché non è facile fare lo spelling per quanto riguarda questi No, nomi di infatti queste prima squadre. me li rileggevo perché ci sono dei nomi che sono io sei sono nel calcio da un po'. Sono 6 bresciane la curiosità di questo girone, quindi 6 squadre lombarde, tutte le altre sono dell'Emilia e della Romagna. Con te sempre direi di andare a vedere il primo servizio per quanto riguarda questa puntata e poi rientriamo in studio e ascoltiamo anche tutti gli altri. Prego. Il primo servizio sono i gol delle squadre romagnole impegnate nel girone D. Vai. IGF Fornitalia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di Salleo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Sono 22 i gol siglati nella seconda giornata di campionato di Serie D Girone D. Per quello che concerne i servizi a nostra disposizione andiamo a vedere nella fattispecie le gare inerenti a San Maurice, Savignanese, Forlì e Alfonsine. Iniziamo proprio dal big match di giornata, San Mauro che metteva di fronte i romagnoli alla corazzata Mantova. La manita rifilata dagli ospiti la dice lunga sulla forza di questa squadra. Altinier ne dà una saggia dimostrazione al minuto 22, aprendo le danze. Il raddoppio a cura di Guccioni in chiusura di tempo su un'altra azione confusa avvenuta in area locale. Nella ripresa Scotto con la complicità di un'involontaria deviazione buca per la terza volta la porta della San Maurese. La passerella prosegue quando il poker dall'angolo viene firmato nuovamente da Altinier. La San Maurese ha una reazione distinta ed orgoglio che porta al timbro di Costantini, ma la scampagnata in Romagna prosegue per il Mantova grazie alla marcatura di Guccione, mentre il gol del definitivo 2-5 arriva da Noschese. La Savignanese subisce la seconda battuta d'arresto consecutiva, questa volta la band di Farneti viene piegata con risultato all'inglese da un Progresso che raccoglie al contrario 6 punti sui 6 disponibili. Girotti al 12° con un grande stacco di testa apre le marcature ed Esposito le chiude con un diagonale a mezza altezza confezionando la vittoria. Pareggia reti bianche tra Alfonsine e Fiorenzuola, i padroni di casa bloccano l'altra grande del girone con trascorsi in Serie C sfiorando nei finali in contropiede i gol vittoria, mentre si dividono l'intera posta in paio Lentigione e Forlì. Il colpo di testa di Biasoli illudi Galletti al secondo pareggio consecutivo, mentre il Lentigione ottiene i pari grazie al penalty concesso e siglato successivamente da Scalini. Bene, rientriamo in studio. Stavi dicendo, Adil, mi ha incuriosito perché appunto stavo studiando proprio stamattina quando ho fatto questo punto sul girone, un po' questo girone. Secondo te chi sono le favorite per l'appunto? Secondo me, da quello che ho guardato così, il Mantova e il Fanfulla se la giocheranno fino alla fine. Anche se il Fanfulla è ancora un po' dietro, però ha una squadra tosta. Invece, se dimmi qualcosa in più, il Forlì, sei riuscito a vedere qualche partita, ti sei fatto No, un'idea? conosco alcune delle squadre, Lentigione, Correggese, quelle lì li conosco. Faranno un campionato nelle prime 10 sicuramente, però per provare a vincere il campionato sono quelle due lì secondo me, poi magari mi sbaglierò. Sai che mi trovi Invece d'accordo? la lotta a salvezza quest'anno sarà molto più difficile, perché ce ne sono tante di squadre che rischiano. È vero, è vero. Però io non escluderei Fiorenzuola, Fiorenzuola ha un gran passato. Sì, ma arriva sempre corto Fiorenzuola. Bravo, È una squadra sempre giovane e ogni anno arriva lì e lotta, ma arriva sempre corto per qualcosa. Ma 2 o 3 anziani dovrebbero mettere nella rosa. Ha ragione. Bisogna vedere dopo a dicembre o a gennaio cosa L'allenatore lo la conosco, società. è anche un mio amico Tabbiani, abbiamo giocato insieme e so che lui è bravo, lavora anche con i giovani, quindi secondo me farà bene, ecco. No, a me dispiace che comunque le romagnole sono tutte in fondo. Bravo. Alfonsine, Bravo. San Maurese, Almeno a lui. Savignanese, il Faglielo a Forlì lui, che guarda. viene 2 pareggi, no, un pareggio e una vittoria. No, 2 Dimmi pareggi. qualcosa in più per quanto riguarda la Savignanese, quest'anno 2 partite, 2 sconfitte. Ah, San Maurice sicuramente uguale. sarà difficile ripetere il campionato dell'anno Esatto. scorso. Io me lo auguro per mister Farneti e per la sua compagine, però
la vedo molto dura. Quest'anno effettivamente non c'è un ammazzacampionato, almeno che questo Mantova non vada avanti con questo ritmo, perché sta facendo 5 gol a partita, quindi sicuramente sta tenendo dei ritmi alti. Però a mio avviso l'anno scorso forse c'era la squadra che si elevava più delle altre, forse quest'anno sono molto più squadre competitive, quindi sarà molto dura. La Samaurese a mio avviso è vero, ieri ha preso 5 gol, però l'ho visto una squadra viva, ha lottato fino all'ultimo e ha cercato sempre la via del gol, ha avuto un po' di occasioni, poi davanti aveva il Mantova. Posso dirti anche che dopo tanti anni che ha cambiato prima Protti, poi l'anno scorso ha rimpostato la situazione con Mastro Nicola, forse hanno fatto un passo più lungo della gamba mandando via Mastro Nicola quest'estate? Adesso è ancora presto da dire, sicuramente Mister Protti a San Mauro è un'istituzione, quindi conosce tutto e tutti. Mastro Nicola l'anno scorso il suo campionato, il suo bel campionato l'aveva fatto, anch'io a mio avviso l'avrei mantenuto, però bisogna vedere quali sono gli obiettivi societari. Sì, mi togli una curiosità, tu che arrivi da quelle parti, invece Forlì c'è entusiasmo quest'anno che tu sappia? Ma c'è chiediamo a un Muratori che sa giocato. Io non conosco bene adesso sinceramente la situazione nel Forlì, conosco Bonanni. Quanti anni sono passati, William? Sono passati tanti, credo il 2000... Era il 2007. Tra l'altro l'anno in cui c'era Scardovi in panchina, Scardovi che adesso è andato a Gabice. Conosco bene Tommy Bonandi, che ho giocato 2 anni insieme alla San Maurese, però diciamo sì, poi conosco Baldinini Filippo. Filippo, esatto, però non so bene, so che sicuramente avranno fatto una squadra comunque per cercare di lottare per il vertice, magari adesso sono 2 pareggi, però si rifaranno secondo me. Va bene, andiamo a vedere il prossimo turno, cara Silvia, che troviamo sempre lì e ci aiuta il nostro Papini adesso dalla regia, prego. Correggese, Breno, Crema, Calvina Sport, Fanfulla Forlì, Fiorenzuola San Maurese, Mantova Lentigione, Mezzolara Vigor Carpaneto, Progresso Ciliverghe Mazzano, Sasso Marconi Zola Sporting Franciacorta e Savignanese Alfonsine. C'è un Savignanese Alfonsine, Mantova Lentigione e un Fanfulla Forlì che sono sicuramente tra le sfide più importanti, ma non escluderei neanche Fiorenzuola San Maurese, soprattutto vedendo in questo momento la situazione della San Maurese. Concordo. Va bene, allora Silvia, so che ti faccio lavorare tantissimo per quanto riguarda le tue di risultati e classifiche, però adesso ci spostiamo nel girone F, perché è il girone che riguarda da vicino il Cattolica. Quest'anno hanno messo una squadra romagnola. Il Cattolica che seconda sconfitta. 2 partite, 2 sconfitte purtroppo. C'è da dire tra l'altro 6 gol presi, se non sbaglio. 3 a Matelica e 3 sabato, giocato al Valentino Mazzola, perché appunto stanno rifacendo il Manterboso a Cattolica. Queste sono state le indicazioni che abbiamo avuto. Allora Stefano, se ci aiuti dalla regia, iniziamo con il girone F di Serie D. Prego Silvia. Allora, ti leggo i risultati, Daniele. Vai. Terme Fuggi, Tolentino 0-1. Chieti Pineto 2-1, Città di Campobasso Notaresco 1-3, Monte Giorgio Matelica 1-0, Real Giulianova Vastese 2-1, Recanatese Agnonese 4-2, Cattolica Porto Sant'Elpidio 0-3, San Giustese Avestano 5-1, Vasto Girardi Jesina 2-2. Ok, sempre con te andiamo a vedere la classifica anche con il contributo di Stefano Papini, alias Papene, poi iniziamo a leggere i messaggi. Promesso, prego Silvia. Porto Sant'Elpidio 6, Recanatese 6, Monte Giorgio 6, Santa Giustese, Vasto Girardi, Chieti e Tolentino 4, Notaresco, Matelica, Real Giulianova e Città di Campobasso 3, Vastese, Jesina, Pineto, Atletico Temme Fiuggi, giusto? Sì. 1. E Agnonese, Avestano e Cattolica 0 punti. Perfetto, allora ti faccio rifiatare un attimo, io direi di mandare il contributo filmato. Fai leggere tutti questi risultati, ma io non sono una valletta. No, tu sei bravo a leggere, adesso farai anche un po' di domande, però mandiamo, intanto riposati un po' le corde vocali perché mandiamo in onda il contributo dei gol per quanto riguarda il girone F di Serie D. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio ed il laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti, scegli i medici italiani, scegli noi, vieni a trovarci.
Giornata ricca di gol in Serie D, girone F, ben 35 all'attivo. Iniziamo dalla partita che vede di fronte il San Giustese Avezzano. Dal dischetto l'Avezzano passa con Gaeta, ma è solo un lampo in un pomeriggio nerissimo. La San Giustese aggredisce l'avversario con Pezzotti che dalla bandierina trafigge l'estremo ospite. Il sorpasso avviene direttamente dagli 11 metri con Migione. Il tris lo filma invece sotto misura Nane. Lo stesso Migione sbaglierà poi un penalty, ma Niane lo perdona bucando per la quarta volta la porta abruzzese prima che lo stesso Migione si faccia perdonare per la manita finale. A Campobasso il San Nicolò si prende la rivincita dopo aver dato in estate allenatore e direttore sportivo proprio ai lupi. Sansovini apre le danze, in contropiede nella ripresa la firma e a cura di Romano. Tengorang riapre parzialmente i giochi grazie a una marcatura di testa prima che nel recupero Liguori castighi Natale per il 3-1 finale. I Chieti vince a domicilio 2-1 sul Pineto, apre le marcature Bruschi ma dal dischetto Mazzoli sigla il 2-0. Il gol ospite arriva nel finale ad opera di Pippi. Vittoria di rimonta del Giulianova che in casa va sotto per via del gol di Dos Santos, sbaglia un rigore con Fioretti per poi ribaltare la situazione contro la Vastese grazie alle marcature dello stesso Fioretti sempre dal dischetto e di Ballafante. La Recanatese rifila il poker all'Agnonese, solita prova straordinaria di Pera che sigla l'1-0, la doppia cura sempre dell'ex Rimini dove entra di diritto anche nel terzo gol sporcato da Goretta. Minacquara e Diarra siglano le marcature ospiti, ma ancora Pera nel finale a firmare il poker. Il Torrentino in esterna vince 1-0 grazie a questa uscita a vuoto del portiere con conseguente gol partita di Lupo. Sempre per 1-0 il Montegiorgio batte i Matellica, dal dischetto ci pensa Titone. Perde invece 3-0 il Cattolica in casa al Mazzò di Sant'Arcangelo. Il San Elpidio confezioni tris con Mandolesi, Ruzzieri e Cuccu. Infine soldi Serie D a domicilio per i Basto Girardi che sul neutro di Agnone va sotto con la Jesina con De Lucia. Michalowski di testa trova il pareggio, poi sul fine di tempo l'errore del portiere di casa favorisce il sorpasso ospite a cura di Villanova. Nel finale la difesa della Jesina si addormenta, Michalowski fa quello che vuole. In area di rigore sigleranno i gol del definitivo 2-2. Ebbene, allora, so che sono arrivati dei messaggi. Prego Silvia, iniziamo con i nostri ospiti. Allora, una domanda per Giacomo. Cioè a tutti gli ospiti dello studio, ma soprattutto a voi ospiti ieri a Sant'Arcangelo. Il Bellaria in campo aveva 4 2002, 2 2000, 2 99 e 98. In certi momenti è stato straripante, vero Giacomo? Ma secondo voi dove possono arrivare questi ragazzi? Un saluto ai bomber, muratori e Mazghe. Mezgur. Allora, il mio avviso Mazghe, va bene. Il primo tempo è stato veramente bello. Il Bellaria ha espresso un bel gioco con cambi di fronte e un giro palla veramente veloce. Quindi spostavano la palla in maniera veloce e si inserivano tutti con una gran velocità. Il primo tempo è stato veramente devastante, sì, per il mio avviso, e ha condizionato la partita. Un po' quello che ha detto Mezgur prima, cioè andare sotto 2-0 e cercare di rimontare non è molto semplice. Il secondo tempo c'è stato il Nova Feltria che ha cercato di ribaltare la situazione, si è sofferto un po' la fisicità, però è riuscita a tenere la partita. Dove possono arrivare è difficile, nel senso è una squadra molto giovane. Fatto bene il nostro telespettatore a sottolineare gli anni di questi ragazzi, ci sono tantissimi giovani e molti del nuovo millennio, la freschezza in questo momento paga, però bisogna vedere nei momenti un po' di paura quando i risultati non arriveranno, però io ho molta fiducia perché li vedo veramente bene. Ok, ricordi che l'hai fatta adesso. Giacomo, ci chiedono anche se si salva questo Cattolica senza qualche rinforzo. Senza qualche rinforzo per me sarà molto dura. Willy, vuoi dire qualcosa in più per quanto riguarda quelle parti che tu hai conosciuto, tutto quanto, una realtà che si è trovata dalla promozione che doveva appunto svolgere addirittura in Serie D, è un doppio passo importante o no? Sì, sicuramente la città può farlo tranquillamente, sicuramente i tifosi sono molto contenti, è una piazza molto, molto calda, però sicuramente questo doppio salto, comunque hanno un allenatore che ha giocato comunque in Serie B, quindi avrà una grossa esperienza. Sì, da giocatore però, non da allenatore. Sì, l'allenatore ancora questo, no, magari però... Cioè in campo ci vanno i giocatori, però secondo me anche l'allenatore deve dare un'impostazione, un allenatore che... Mi hanno riferito che fa fare degli allenamenti molto intensi, che urla, insomma, e quindi
magari con qualche rinforzo proveranno magari a salvarsi, dai, spero io che siamo di cattolici. Quindi. Perché anche se si va a analizzare la partita di ieri, effettivamente le occasioni ci sono state da parte del Cattolica. È un 3-0 che è falso, tra virgolette, nel senso che forse è troppo ampio questo divario, però bisogna essere più cattivi sotto porta e le azioni bisogna concluderle. Mezgul, che idea ti sei fatto del torneo di promozione? Poi mi dici anche in virtù della tua esperienza come una squadra come Cattolica può affrontare la Serie D venendo appunto da una realtà completamente diversa? Ma intanto ti dico che, perché mi sento tirato in causa, Prego. è stata una delle prime squadre con cui ho parlato appena arrivato qua e quindi col fatto che mi sono trasferito dall'Emilia, però si pensava di dover fare la promozione, poi dopo è tutto saltato, quindi niente, secondo me per i campionati che ho fatto delle volte sono i pro e i contro avere una squadra così giovane, soprattutto in Serie D, e alla lunga secondo me questa cosa sarà un problema, perché la squadra è giovane, la Serie D, e come ho detto anche con i ragazzi ieri dentro lo spogliatoio, è un altro campionato, perché sei professionista in tutto, però non sei professionista sul fatto della busta paga, non vieni stipendiato come però è professionismo puro. Sono d'accordo con te. Ci sono alcune squadre che si allenano anche quasi 6 giorni, a parte il lunedì, e il pomeriggio, quindi è un impegno notevole per i ragazzi giovani. Quindi una squadra tutta giovane, catapultata subito in Serie D così è dura, però io non sono il tipo che fa i drammi dopo 2 giornate. Perché anche quando ero in Serie D mi sono salvato non so quante volte all'ultima giornata, quindi il campionato è ancora lunghissimo. Diciamo che a novembre iniziano un po' a Ti puoi fare un'idea, partite... però il campionato è lungo, è lungo. Molto lungo, esatto, sono d'accordo. Sì, poi a dicembre cambia molto. Andrea, invece per quanto riguarda l'idea, sentivo prima di iniziare la trasmissione che ne parlavi con Giacomo di questo campionato di promozione, anche per voi arrivate da neopromossa. Dicevo prima per l'appunto con te, buona la prima contro il Misano, ieri appunto siete usciti sconfitti, però l'impressione anche dopo aver testato queste prime 2 giornate, l'idea che ti sei fatto di questo campionato? Ma è un campionato secondo me molto livellato, e come l'anno scorso la prima che tutte se la potevano giocare con tutti, a parte forse il Russi che dalle voci sembra la favorita, però penso che le altre ogni domenica ci sia battaglia vera, insomma. Per quanto riguarda noi, anche l'anno scorso abbiamo avuto questa partenza un po' così alternata, diciamo, e dobbiamo un po' solidificare il gruppo, quei giovani che sono arrivati, perché l'anno scorso non avevamo l'obbligo dei 2001 e dei 2000, quindi dai, ci sono tanti ragazzi nuovi, il mister però è bravo, il gruppo dell'anno scorso siamo rimasti quasi tutti, quindi penso che potremo fare un buon campionato, insomma. Alleni ancora i bambini? Sì. C'è una domanda qua per te, è vero che quest'estate sei stata un passo dal Bellaria? No, è lui, è Giacomo che le chiama. Ti giuro non sono stato io a mandarlo, no, ti giuro. Andrea, davvero? No, forse ci hanno visto un giorno che siamo andati con Capo al campo, Caporali, Lorenzo, sì. Io e Fancello, e quindi forse... Lì si sono fatte le strade, lui hanno incontrato me, quello è vero, hanno incontrato me, però non ero l'unico. Lui non conosceva Instagram, ha fatto le foto con Instagram, grazie a te l'ha conosciuto. No, poi voglio leggere questo perché ci stanno guardando da Como, Luca da Como, ciao saluta Luca, tutti dallo ciao, studio, sì. E che mi dice che saluta il grande bomber Muratori, bomber Willy. Hai già messo in fresco la birra per il tuo 200° gol? Speriamo di berla presto. Saluto Luca che è venuto a trovarmi anche quest'estate al bar dove lavoro, è sempre stato un mio grande tifoso da quando ero a Gabice, e quindi lo saluto e lo ringrazio. Luca è un grande, però non deve salutare solo Willy, no Luca, no. Sono d'accordo, grande Luca è un appassionatissimo. Aspetta Silvia, fammi leggere Stefano con il tuo contributo, così chiudiamo. Adesso arriviamo, così concludiamo un attimo la pagina per quanto riguarda il girone F. Se mi fai vedere il prossimo turno lo leggiamo velocemente e poi ci spostiamo sull'eccellenza e ti do la parola per i messaggi. Sì. Porto San Elpidio Chieti, Avezzano Vasto Girardi, Matelica Real Giulianova, Olimpia Nionese Cattolica San Marino, Pineto San Giustese, Recanatese Monte Giorgio, San Nicolò Notaresco Jesina, Tolentino Città di Campobasso, Vastese Atletico Terme Fiuggi.
oggi, quindi Cattolica sarà impegnato in terra molisana contro l'Olimpia Agnonese in cerca appunto di risultati positivi dopo che le prime due del resto come in Cattolica le ha perse entrambe. Spazio ai messaggi, prego. Allora c'è Alessandro Paganini che ci segue da Castrocaro e ci saluta. Ciao Alessandro, ciao. E poi c'è questo telespettatore che dice: il valore aggiunto del Bellaria e Igea Marina è mister Luca Fusi. Non ha bisogno di Il presentazione. gioco brillante è merito dei bravissimi giovani, ma soprattutto del mister. Confermo, e durante la presentazione della squadra l'ho sottolineato più volte, quindi grande merito a Luca non ha bisogno di mister. presentazioni. Torino, Juventus, Napoli, ha vinto lo scudetto con Maradona, quindi vincere uno scudetto a Napoli sai che ne vale 10 campionati con la Juventus, dai. E comunque i ragazzi di Bellaria, come detto nel servizio, che poi tra poco vedrete, vengono definiti ragazzi terribili, proprio perché, come diceva appunto Giacomo, qui in studio sono veramente bravi. Poi, visto che andiamo a leggere l'eccellenza, c'è un messaggio che dice: ieri la del Duca Ribelle, senza importanti titolari, Zoffoli, Forti e Brigliadori, ha dato spettacolo a Medicina. Complimenti all'allenatore Momo. Sì, Momo è un amico nostro, gli faccio complimenti anch'io in diretta. Quando avremo modo, come dicevo anche agli amici di Pietracuta, di poter seguire anche da vicino le partite del Duca Ribelle, sicuramente ci faremo anche noi un'idea di gioco come quella che mi stai dicendo tu attraverso questo SMS e cercheremo appunto di approfondire il tutto anche qui in studio. Giacomo, dimmi. Sì, e manca anche il bomber indelicato che purtroppo ha avuto un problema al ginocchio. E gli facciamo in bocca al lupo assolutamente ad Alessio. Allora, io cara Silvia, l'hai già annunciato tu, Stefano Pappini dalla regia, se ci aiuti con l'eccellenza, così iniziamo a leggere i risultati e le classifiche, prego. Allora, Football Cavaronco Corticella 3-1, Gran Amica Copparese 2-2, e la Marignanese il classe è stata rinviata. Masi Castenaso, vai. Castenaso, Voghiera. Ma io comunque tutti questi risultati, scusatemi, ma io ditemi se tutti questi nomi quest'anno devi essere bravo a fare lo spelling, vai. Masi, Voghiera, Castenaso Calcio 0-0, Medicina del Duca Ribelle 0-3, Sant'Agostino Fiariccione 0-2. Dai, che ce la puoi fare? Sarpa Imola Castrocaro, che questo Sarpa Imola è il primo anno che c'è, giusto? Tra un po' la chiamerai Serpa Imola, Sarpa Imola, Sarpa Imola, vabbè, perché l'anno scorso non c'era. Sì, vai. Tropical Coriano Argentana rinviata. Brava. Per via del Coriano. Vadese Zola Diegaro 0-1. Brava, non è facile. Ci sono delle squadre che non ci sono mai state, non le ho mai sentite. Lo so che non le hai mai sentite, le stai scoprendo grazie a noi, ti ricorderai. Tutte queste fusioni che mi fanno piacere, perché in queste categorie qui se non fai delle fusioni. Un giorno ricordati, quando sarai anche a casa. Bellaria, come si chiama? Bellaria, Igea Marina, 1950. Lì cerca di ricordartelo a memoria, perché sennò sono permalosi, si offendono, lo dico già, prego. Solo Bellaria e Igea Marina senza dire il 1900 si offendono. Come cattolica non dire San Marino, se non si offendono solo cattoliche, SM non mettono, te lo dico già, se no si offendono. Prego, vai avanti con la classifica. Allora, il Diegaro è la capolista a 6 punti, del Duca Ribelle, Fiariccione e Sampa Imola 4, Football Cavaronco, Classe, Tropical Coriano, Medicina, Corticella 3, Copparese, Masi Voghiera 2, Argentana, Marignanese, Gran Amica, Vadese Zola, Castenaso Calcio 1, Castrocaro Sant'Agostino 0. Bravissima. Allora, iniziamo questa sera, come avevamo in programma, 2 servizi in verità per quanto riguarda le nostre telecamere, appunto la partita del Coriano e quella della Marignanese, ma sono state entrambe rinviate per l'impegno della nazionale di San Marino e quindi ci rifaremo però il nostro punto lo facciamo. Allora Giacomo, dopo questo secondo turno, una sola squadra al comando, il Diegaro, la conosciamo, una corazzata, allestita, che punterà a vincere questo torneo. Si parlava anche delle nostre zone della Marignanese, sarà così fino alla fine? Allora, sicuramente il Diegaro è una delle squadre favorite. A mio avviso c'è da non sottovalutare anche il Classe, che ha un buon mister Giorgi, e poi ha preso in attacco quel che abbiamo visto, molto bravo, sì, che è veramente bravo. Per quanto riguarda la Marignanese, tutti ci auspichiamo che ripeti il campionato dell'anno scorso, come spera anche mister Lilli, quindi potrebbe essere una delle candidate alla lotta di alta classifica, ma anche la Fiariccione ha un buon inizio, anche ieri è stata l'unica squadra del Riminese a giocare e c'è stata questa vittoria, quindi speriamo che vada avanti
avanti sotto questo suo percorso che la porti in alto. Anche questa Sampa Imola che diventa la mia preferita, 4 punti. Che l'anno scorso si è salvata nelle ultime giornate di campionato, lo ricordiamo. Fine, sì. Brava, mi dai anche degli spunti, brava. Anzi, invitiamo i giocatori della Sampa Imola. Ce la facciamo, credo che una volta Giacomo è stato molto bravo a far arrivare uno proprio da quelle parti e lui l'ha detto. Ah, ok. Cioè in verità li chiamo io, lui poi si prende i meriti, però va bene, facciamo così. Non è vero, faccio tutto io e lui i meriti Sei certo. tu l'osservatore. Sì, lui fa i selfie con Comuniello quando lo vede a Guarda bellare. che bomba che ti ho trovato, guarda che platea che abbiamo qua. Guarda che ti dico solo che la moglie del presidente Nuova Fritta ti sta guardando e domani è già pronta a menarti, quindi cerca di farli bravo perché sennò lo sai e tra poco voglio arrivare però proprio... non c'è nessuno del Gatteo, giusto, che ci guarda? No, ci sono anche i ragazzi del Gatteo, fidati. Senti, allora, prima il nostro spettatore ci ha dato un assist, il De Duca Ribelle, vuoi dire qualcosa in più rispetto a quello che ho detto io e all'infortunio di Indelicato? No, sicuramente anche il De Duca ha una gran bella squadra, ma poi ha un buon mister Momo è veramente bravo. E adesso ha alcune defezioni che spero che non siano, che si portavano per molto, ma sicuramente che possono dare quel valore aggiunto. Oltre ai tre già citati dal telespettatore abbiamo detto Indelicato, quindi era stato preso per cercare di fare quel salto di qualità che serviva al De Duca Ribelle. Può essere una delle candidate, io me lo auspico, però bisogna vedere adesso nel proseguio. Senti, mi togli una curiosità, qui ti stuzzico un attimino, il Pietracuta ha dei nazionali sammarinesi, ieri ha giocato in promozione. Secondo te è giusto rinviare le partite come hanno fatto Marignanese e Tropical Coreano? È proprio necessaria questa cosa, il rinvio, perché mancano dei nazionali sammarinesi? A mio avviso no, però dipende dopo dalla società. Adesso Mazzi e Cervellieri ci menano, Allora, però io ormai lo diciamo da quanto? 10 anni, non cambia niente, quindi... ci stiamo provando, perché guarda, stasera... il Pietracuta ne ha dato atto. No, lo so che non andrebbe detto, lo dico in diretta, però avere due squadre che seguiamo con le nostre telecamere, non avere stasera il servizio di eccellenza, mi dispiace perché sono le squadre appunto della nostra realtà. La Fiariccione ieri purtroppo giocava nel Ferrarese a Sant'Agostino, è impossibile andare lì. Va bene, allora io farei così, Silvia, leggerei il prossimo turno, poi andiamo in pubblicità, perché poi la parte finale è tutta un'altra mezz'oretta concentrata sui ragazzi qui in studio da noi come ospiti. Allora, vai. Castrocaro, Vadese Zola, Del Duca Ribelle Argentana, Castenaso Calcio Tropical Coreano, Classe Medicina, Copparese Masi Voghiera, Corticella Sant'Agostino, Diegaro Marignanese, bella questo Diegaro Marignanese, Football Cavaronco Granamica e Fiariccione e Sampa Imola. Ce l'hai fatta, ok, perfetto. Allora, dopo aver fatto il punto per quanto riguarda la Serie D, Girone F e l'eccellenza romagnola, noi ci fermiamo esattamente per 3 minuti e mezzo, rientriamo. Tantissima promozione, ascolteremo i nostri ospiti, domande particolari per loro e poi finestra aperta sulla promozione marchigiana, perché c'è stata venerdì sera la festa con tutti i bambini per quanto riguarda i Gabicce e Gradare e sabato noi eravamo ancora lì per riprendere la Coppa Italia, il debutto per quanto riguarda appunto il Gabicce in casa, anche se è avvenuto nell'antistadio per l'esattezza, e quindi rimanete con noi. Pubblicità. Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali.
Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia è nelle nostre mani. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio ed il laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti, scegli i medici italiani, scegli noi, vieni a trovarci. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e i salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il Grigione, perché il Grigione è una scoperta dell'antico. Con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. Starter Green, dal 2000 fornisce garden, vivai, aziende agricole, giardinieri e manutentori, specializzata nella cura del manto erboso, delle piante fiorite da orto e da giardino. In ambito sportivo provvede alla manutenzione e al trattamento dei campi da gioco. Ci trovi anche online al sito startergreen.it. Inoltre, Starter Green presenta il nostro prodotto top, Starter Trico K. Vi aspettiamo nella nostra azienda. IGF Fornitalia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di San Leo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 34 53. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Possiamo leggere i messaggi, cara Silvia, se vuoi, proprio dedicato al nostro Andrea. Visto che prego. siamo nel girone, sì. Allora, ciao, sono Gabriele, una domanda per Comuniello. Il Gatteo può puntare la promozione in eccellenza? PS, tieni Lago, Falco e al Fantacalcio. Non vorrei sbagliare, dopo Mediano non vorrei sbagliare. Ti dico, noi abbiamo vinto l'anno scorso in prima categoria, il presidente la prima cosa che ci ha detto è ma avete rovinato. Quindi se vinciamo l'eccellenza non lo so cosa potrebbe, la promozione non so cosa potrebbe fare. È un po' come Chi è il capitano? Sei te? Sì. Addirittura capitano? Ma dall'anno scorso è il secondo anno. Un po' come Sandro Conti, il tuo presidente, come direttore, perché venne qui Sandro, stava vincendo la prima categoria e gli dissi dai, dopo della promozione andate in eccellenza e chi paga? Giustamente. Però ci sta. Dai, leggiamo i risultati per la tua gioia, per la tua felicità. Promozione, Carlo Stefano Papini, vai pure, vai. Allora, Faenza Gatteo 1-0, Pietracuta 2M 0-2, Reno Cervia 2-2, Santermete Sparta Bolognese 1-1, San Pietro in Vincoli Russi 1-3,
Sampierana Bagnacavallo 1-0, Torconca Fossoghiaia 1-1, Vismisano Gambettola 1-0 e Vis Nova Feltri Bellari Giammarina 1-3. Qui abbiamo un ultrasso. Poi chiamano l'opinionista questo. Come faccio stasera che quando i risultati qua ci sono dei gestati? Guarda, chiama l'opinionista questo, la classifica Carrassiva, vai, leggi. No, ma poi voglio vedere il girone di ritorno se fai ancora così, No, girone di ritorno peggio. Te non lo conosci. Allora, Russi 2M 6 a 6 punti, Bellaria, Igiamarina, Torconca, Faenza, Sparta Bolognese 4 punti, Gatteo, Sampierana, Visnova Feltria, Vismisano 3 punti, Cervia, Santermete 2 punti, Fossoghiaia, Gambettola, Reno, Pietracuta 1 punto e Bagnacavallo, San Pietro in Vincoli 0 punti. Vabbè, comunque vi distanzia 1 punto, no? Vabbè, da sì. chi? Visnova Feltria e Bellaria. Sì, ma non parlare con lui, non è obiettivo. Adesso facciamo una cosa. Dai, siamo solo all'inizio. Andiamo a vedere i servizi inerenti alla partita, così sentiamo William, Adil, Giacomo non lo interpelliamo più perché ha già festeggiato abbastanza, ha già rotto le scatole, il servizio della partita. Starter Green. Dal 2000 fornisce garden, vivai, aziende agricole, giardinieri e manutentori, specializzata nella cura del manto erboso, delle piante fiorite da orto e da giardino. In ambito sportivo provvede alla manutenzione e al trattamento dei campi da gioco. Ci trovi anche online al sito startergreen.it. Inoltre, Starter Green presenta il nostro prodotto top, Starter Trico K. Vi aspettiamo nella nostra azienda. Al Mazzaro di Sant'Arcangelo Nuova Feltri esordisce dopo 28 anni tra le mura amiche in promozione, anche se Sant'Arcangelo risulta essere campo neutro in quanto l'impiantistica di Secchiano è soggetta a work in progress che porterà alla composizione di un centro sportivo. L'avversario di turno si chiama Bellaria Giammarina 1956, la banda dei ragazzi terribili allenati da Fusi fa paura e come. Le prime battute vedono il Nuova Feltri protagonista, dal corner di Nadducci, Muratori arriva alla conclusione ma per Mignani è un gioco da ragazzi raccogliere la sfera. A 12esimo il Bellaria più a fondo andrebbe anche il gol, ma la posizione di Zanotti è ritenuta oltre la linea di gioco. Offside e rete annullata. Ospiti che insidiano la porta di Battani con un colpo di testa sotto misura, fuori di un nulla. Sul versante opposto Muratori da calcio piazzato sfiora il montante alla sinistra di Mignani, ma al 21esimo i ragazzi terribili sbloccano la situazione. La combinazione si chiama Albisi, Paganelli con botta finale di Righini per l'1-0 ospite. Gran gol per il centrocampista abbracciato dai compagni. La reazione dei Nuova Feltri è affidata solo a Muratori, ma da calcio piazzato non riesce a incidere come vorrebbe. Incide come il proprio timbro Marchini quando, raccogliendo un cross dalla destra, solo Soletto sigla il 2-0 mandando il Bellaria in paradiso. Sicurezza e gestione del match a portata di mano. Calci piazzati che continuano ad essere protagonisti in questo match. Qui Zanni mette potenza ma non precisione, mentre dal corner Facondini raccoglie la sfera imitando il compagno, pallone in curva. Il Nuova Feltri non demorde, Baldurci porta a spasso palla e carichi di lavoro, non riuscendo a trovare l'equilibrio giusto. La sua mira in corsa è da dimenticare. Nella ripresa il Nuova Feltri cerca di riaprire i giochi, Mezgur tra i più attivi impegna Mignani. Qui Radi pecca in fatto di valutazione con Marchini che conclude da distanza proibitiva. Battani ringrazia e quando Gori scende sulla destra a Mezgur non sembra vero di ricevere al centro dell'area questo pallone che calcia alle stelle. Come del resto la punizione battuta dal Bellaria. Ma il Nuova Feltri continua a crederci e qui sul lancio di Gori Mezgur viene strattonato in area di rigore. Il nostro Giacomo Alpini beve il suo succhino e si perde l'attimo ed ecco che dagli 11 metri Mezgur siga il primo gol in maglia giallo-blu, ammutolendo coloro che dalla tribuna lo bersagliavano con qualche critica ingiusta che il ragazzo ovviamente non gradisse. Lo stesso attaccante crea questa palla gol con assist finale per il compagno che spedisse in bocca a Mignani. Dall'altra parte Bellavista indemoniato in area di rigore mette al centro un pallone d'oro che fa gridare al gol, ma la difesa del Nuova Feltri in qualche modo riesce a salvarsi. La reazione dei padroni di casa esiste ed è concreta, ma la stanchezza cresce negli uomini di Mugellesi che arrivano alla conclusione scarichi come in questo caso con Arducci e nel secondo tentativo con Di Filippo. Il Bellaria che appare più scaltro per quanto riguarda la categoria fa lo scherzetto anche al veterano Radi che nel tentativo di appoggiare all'indietro un innocuo pallone serve involontariamente a Bellavista l'assist del 3-1 che chiude definitivamente i giochi con tanto di esultanza finale.
per la felicità di Bellari Giamarina ovviamente, che ottiene il primo successo in stagione, mentre a chiudere i battenti ci pensa Radi da calcio piazzato non inquadrando lo specchio della porta. Il nuovo Feltri ha margini di miglioramento, deve imparare a addossare e buttarsi nella nuova categoria con più coraggio, mentre il Bellari Giamarina 1956 può stupire con giovani che si conoscono e possono attraverso l'entusiasmo mostrato soprattutto in questo pomeriggio divertirsi giocando semplicemente a pallone. Se vuoi lo faccio io, faccio i testimoni di nozze se vuoi. No, vabbè. Allora, iniziamo prima da questo, da uno serio. Allora, Andrea Tiraferri me lo gira Matteo dalla nostra pagina Facebook, grazie Matteo. Saluto Adil e William. Mercoledì si gioca a Secchiano la nuova Feltri, chiede lui, e poi ti saluta a te, Silvia. Andrea Tiraferri. Ciao Andrea, l'ho visto prima, l'abbiamo visto prima. Ci aspetta anche con Gibo, il suo cagnolino. Allora, Willy, partiamo dalla partita di ieri. Cosa è successo a questa nuova Feltri? Io ho chiuso il servizio dicendo forse è mancato un pochino più di coraggio rispetto alla prima partita anche. Ma sicuramente eravamo comunque molto carichi dopo la prima vittoria, però ci siamo comunque trovati di fronte veramente a una squadra che il primo tempo ci ha messo in difficoltà con tanta corsa, diciamo che proprio ci hanno dominato il primo tempo secondo me, quindi abbiamo preso 2 gol, il secondo secondo me magari evitabile, è stato un po' forse così un po' una dormita un po' di tutta la squadra, però il secondo tempo poi invece siamo rientrati comunque convinti di poterla rimettere in piedi, abbiamo avuto tante occasioni, il rigore, siamo rientrati sul 2-1, poi nel momento comunque stavamo attaccando, lasciavamo un po' di spazio, qualche contropiede ci stava, però poi abbiamo preso quel gol così, comunque un'incomprensione, e dopo ti ha tagliato le gambe, 3-1 la partita secondo me era finita. Quindi è stata anche una giornata un po' oltre alla bravura degli avversari. Ma sicuramente hanno meritato la episodi. vittoria, loro hanno meritato perché soprattutto il primo tempo ci hanno messo veramente tanto sotto e ci facevano girare, ci attaccavano in tutti gli spazi e hanno comunque ci hanno fatto giocare molto poco il primo tempo e quindi merito a loro. Adil, invece il rigore che lui beveva il succhino e quindi non ho visto niente, raccontamelo tu dai. No, Scusaci per il nostro cameraman, lui non ce la fa più. Infatti mi ha anche chiesto se c'era rigore o no, ho detto se non è ripreso. Non c'era, ma ha appena quindi... detto che non c'era. Vabbè, stiamo qua, non c'è il segno del VAR, quindi non posso... Come è stato che lui Andrea, devi sapere anche te, se ti viene a riprendere a te a Gatteo, Giacomo non gira a destra. Credo che faccia così anche con la macchina. Infatti vedrai spesso, prego Adil. No dai, diciamo che l'ho anche cercato perché sentivo già il contatto dietro del giocatore, quindi appena mi ha toccato sono andato giù, tanto lì in aria, come dico sempre, non bisogna usare le mani, quindi l'arbitro era a 2 metri neanche, quindi ha visto benissimo. Adil, la dirigenza ci tiene in maniera particolare. Io in settimana ho sentito alcuni di loro che mi dicevano che sono rimasti molto sorpresi da elementi di esperienza come te e Radi che state consigliando ai tanti giovani che hai in Nuova Feltri, perché ricordiamo era stata allestita una formazione con idea per poter affrontare con tutti i giovani i campionati di prima categoria e attraverso il ripescaggio poi sta affrontando per l'appunto il torneo di promozione. Ecco, allora partiamo per gradi. Cosa ti ha fatto dire di sì subito al Nuova Feltri Calcio, visto che avevi ricevuto anche un'offerta da Cattolica come dicevi prima? Avevo parlato anche con altre 2 squadre del campionato interno, però lasciamo stare e non tocchiamo quel discorso. Va bene. Niente, mentre di qua solo Cattolica e Nuova Feltri o anche qualcun altro? No, anche con la Savignanese. No, Marignanese, scusa. Marignanese. Eccellenza. Sì. Però non se ne è fatto niente perché aspettavo una risposta tramite il mio procuratore, però poi c'era anche il Castrocara, però mi sono informato e mi hanno detto lascia stare per questioni legate all'anno scorso che non sapevo, quindi ho evitato. E grazie a un mio amico Michele Peruzzi che mi ha fatto contattare, ha fatto da tramite tra me e il presidente e la società e ci siamo visti, abbiamo parlato e a 36 anni comunque pensi solo, cominci a capire un po' le persone, no? Anche solo a parlarci, a prendersi un caffè, ti fai un'idea. Io mi sono visto con loro e con la mia compagna ho detto guarda io vengo qua volentieri anche per il progetto che avevano. Mi ha spiegato la situazione che sono state ripescate all'ultimo, quindi la squadra era molto giovane, ha bisogno di una figura da dare una mano ai giovani e io adoro i giovani. Come ho detto prima, che tra l'altro ieri ho fatto i complimenti a tutti i ragazzi del Bellare perché quando vedo i ragazzi giovani giocare così è bello e quindi mi sono buttato in questa nuova avventura perché ho sentito il calore della società. E sono cose che è brutto da dire ma nel calcio è rimasto davvero poco
di quella spontaneità, di quella genuinità delle persone. E tra l'altro l'altro giorno ho fatto un torneo di beneficenza per un ragazzo che è morto del paese, che mi hanno spiegato un po'. Sì. E parte del ricavato lo usano per far iscrivere chi non può, i ragazzi giovani delle stagioni, è una cosa che non fanno neanche nei professionisti. E Sono molto quindi queste cose ti riempiono di orgoglio, ecco. Poi si sta bene anche a Nova Feltre, anche se non sapevo dove era. Per sentito, ecco. Ci eravamo incontrati qualche volta al torneo. Da avversari? Sì, al torneo sì, siamo menati qualche volta. A Reggio Emilia. Anche voi avete fatto la foto Instagram come Comuniello e Alpini? No, spero di no, perché sennò qui sì, ci scusiamo con i nostri spettatori, me lo diceva Mezgur appunto per il cognome, però passateci tutto, Silvia l'ha ribattezzato Mezgar. Per me è Mezgar, Mezgar, Serpa Imola, vabbè, sono abituato ormai anche con gli arbitri, quindi... Gli arbitri chissà come mettete. Ma le riprendo, tanto glielo dico. Sì, fai bene. Sì. Fai bene. Invece per quanto riguarda anche la tifoseria, tu che sei stato anche in piazza... Io sono rimasto molto sorpreso, non lo nascondo, perché non pensavo fosse così, ma hanno detto che erano caldi, però... Ne ho avute poche così calde, ecco, le ho viste la prima di Coppa che abbiamo fatto. Anche ieri poi dopo una sconfitta comunque ci hanno incitato anche a fine partita, siamo potuti andare sotto la cura, quindi c'è solo da fare. Anche perché poi tra l'altro ieri loro sono venuti in esterna, seppur 15 km a Sant'Arcangelo, hanno riempito il Mazzola. Tanta roba, sì, sono quindi molto non erano obbligati, però sono venuti, infatti anche a fine partita che sono rimasto per ultimo, sono andato a salutarli, loro dai che non fa niente, la prossima... Sono cose belle, dai. Dopo 28 anni c'è molta attesa e poi tra poco appunto grazie al bando che è stato vinto vedrete anche l'impiantistica di Secchiano che Willy conosce già, che è veramente un fiore all'occhiello. Vediamo l'ora anche noi. Spero anche per voi, vi faccio l'in bocca al lupo. Willy, toglimi una curiosità, secondo anno a Nova Feltre non ci è pensato su neppure un secondo immagino per poter proseguire la stagione in giallo-blu? No, c'erano tutte le condizioni dell'anno scorso, comunque anche se per me comunque sono anche per me parecchi chilometri da Cattolica, quindi però in un posto dove sono stato bene, sono stato coccolato, comunque poi le cose sono andate anche comunque abbastanza bene, però mi ero trovato bene sia con la dirigenza che con i tifosi, tutti i ragazzi del gruppo, e quindi quando poi ho saputo che il mister era di nuovo di Rimini, che si poteva fare la macchinata, questo nuovo impianto a Secchiano, perché l'anno scorso era impossibile allenarsi esatto, non avremmo potuto allenarci come allena il mister quest'anno a livello insomma di intensità così, perché era proprio impossibile, non c'era la luce. E quindi tutte queste condizioni comunque mi hanno fatto accettare di nuovo di rimanere a Nova Feltre comunque con grande piacere. Invece per quanto riguarda Andrea, tu mi dicevi appunto a Gatteo siete rimasti il gruppo storico dello scorso anno con qualche giovanotte, forse dovrebbe arrivare, mi dicevano, un difensore centrale esperto in difesa, però lì metto il punto interrogativo. Sì, no, è arrivato, ha esordito domenica. Ah, ok, perfetto. Sì, ha avuto dei problemi di tesseramento, però ha risolto. Ha saltato le prime 2 giornate, però c'era un ragazzo che già giocava l'anno scorso che non si è fatto ridere dietro, quindi dai, nel reparto difensivo siamo abbastanza coperti. Sì, siamo rimasti tutti quelli dell'anno scorso, quei 13-14 ragazzi che avevano giocato un po' di più e abbiamo integrato con questi nuovi ragazzini che dai, ci stanno impegnando, si stanno comparando bene, quindi siamo fiduciosi. Ci è arrivato Giacomo un messaggio molto bello di Andrea Folli, l'allenatore del Cotignola, che ha apprezzato tantissimo i servizi. Infatti questa sera, in virtù proprio delle assenze delle partite di eccellenza, abbiamo deciso anche di fare un regalo al nostro cameraman che nel corso di questi anni, vivendo nella provincia di Ravenna, ci ha sempre aiutato con le immagini, anche a voi spettatori, per farvi conoscere le squadre delle ravennate. E quindi questa sera apriamo, sempre rimanendo in tema promozione, una parentesi sulla promozione Romagnola Girone C, andando a vedere il servizio tra Cotignola e Sasso Marconi. Servizio. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia è nelle nostre mani.
Si parte con un obiettivo, provare ad entrare nei playoff per tornare al più presto in eccellenza, squadra cambiata per oltre la metà della rosa, con scelta di inserire giovani solo del settore giovanile, con un paio provenienti da altre società ma nativi di Cotignola. L'allenatore Andrea Folli è lo stesso da oltre 14 anni, settore giovanile compreso, con dichiarata fede nerazzurra, e se il modello rimane Antonio Conte, ecco che il suo Cotignola parte subito all'attacco. La botta tentata alla distanza termina sui piedi Lombardi, il quale chiama all'intervento l'attento Comastri, ma la respinta del portiere diventa un comodo tap-in per Dall'Agata, che si dimostra tutt'altro che vincente. Il Sasso in maglia blu risponde con un gol annullato per fuorigioco a Bartoli, da rivedere. Il Sasso però si riscatta al 12° minuto per esattezza, passa dopo un'azione che prevede un batti e ribatti, arriva alla conclusione velenosa dalla distanza di Golisciano, che il portiere Massetti vede partire all'ultimo venendo beffato alla propria destra. L'1-0 del Sassi Marconi è timbrato così proprio dal giocatore in maglia blu. A Vitali poco dopo capita l'occasione del raddoppio, ma nulla da fare. Il piedino si dimostra tutt'altro che fatato. Da gol mangiato a gol subito, da punizione Lombardi innesca Melandri, che di testa a 2 passi timbra il cartellino ristabilendo la parità in campo, ma qui oltre alla bravura del giocatore ci sono colpe e non poche della retroguardia di casa. Il successivo tentativo nasce ancora da punizione, con conseguente colpo di testi dall'Agata spedito sopra la traversa da Comastri. Per gli ospiti arriva anche la chance dagli 11 metri per il sorpasso, ma prima a procurarsi rigore Melandri, dato il fallo di mano provocato dal Senatore, che poi per proteste viene allontanato anzitempo dal terreno di gioco. Amara consolazione per il centrale difensivo quando Comastri para il rigore di Lombardi. Paganelli ad inizio di ripresa va alla battuta, conclusione che si perde al lato. Al 52esimo su punizione di Lombardi, Orlando di testa ribalta la situazione per l'1-2 ospite, meritato l'abbraccio dei compagni, e ancora una volta, sempre da calcio da fermo, la difesa di casa si lascia sorprendere. Orlando diviene ancora una volta protagonista 120 secondi più tardi, ma il suo tentativo questa volta va a vuoto. Dalla bandierina nasce un batti e ribatti che porta a Serra a tentare la volée dalla distanza, sfiorando la marcatura. Squillo del Sasso con Scarpati, che da calcio piazzato impegna così Massetti. L'ultima occasione del match è a cura di Affrie, ma la sfera di entrare in porta proprio non vuol saperne. Tardiva la reazione dei padroni di casa, seppur in 10 unità. Il risultato non cambierà, con il Cotignola che si impone in esterna per 2-1, lasciando a quota 1 gli avversari in classifica, volando nel contempo a quota 4 con il successo odierno. Bene, rientriamo in studio, leggiamo un po' di messaggi. Sì, c'è un tifoso di un ultra del Nova Feltre che fa i complimenti a Mesgu per la prestazione di ieri, per il cuore, sacrificio, avrà corso 20 km per il primo sigillo stagionale, speriamo il primo di tanti. Forza Nova sempre. PS, Willy, sei un vero esempio, è un piacere vedere ogni domenica la tua grinta edizione per la maglia. Bello ragazzi, quindi se volete rispondere poi è sempre per te. Ringraziamo, fa piacere. Mezza, che cuore grande che hai, un saluto da Nova Feltre. Grazie. C'è anche un messaggio per me al Comuniano, ma non lo leggiamo. No, lo leggo io, io lo leggo. Leggiamo perché allora, non si firmano. Andrea, se lo ma fate, ci conosciamo, l'ho visto crescere. Lei lo sa, se lo fate. Io vengo solo per mangiare e bere, ti regalo una pentola della Mondi a casa. Qui chiedono se tu e Silvia potete congiungere al nozze. No, dicono che siamo una bella coppia, a parte che siamo lontanissimi. Andrea, e poi io Andrea lo conosco da tanto. Per Andrea, ti vedo bene con Silvia, siete una bella coppia. Io faccio il testimone, vengo per mangiare e bere. È di fianco a me. Ma è meglio se li conoscete da tanto, no? Sedere di fianco a se li conoscete da tanto. Bello, appunto, vedi, non vi perdete nei preliminari. Cioè. Vedi che cuore che ha questo uomo, vedi? C'è il procuratore, vedi, c'è anche il procuratore, la gente. Io mi unisco a quello che dicono da Roma Feta, è un grande cuore. No, tra l'altro conosco la famiglia, salutiamo la famiglia. No, vabbè, perché perché li vado a trovare ad un ristorante, conosco. Saluto la mamma, il babbo e anche la sorella. Va bene, fra poco mi ritrovo Maria De Filippi in studio, c'è posta per te. Va bene. Allora andiamo a vedere il prossimo turno. Silvia, preparati a lanciare i prossimi servizi del Gabicce. Arriva il nostro Stefano Papini. Vai. Allora, il prossimo turno di promozione: Bagnacavallo Vis Nova Feltre, Cerve a San Pierana, 2M San Pietro in Vincoli, Faenza Vis Misano, Sparta Bolognese Torconca, Gambetto la Sant'Ermete, Gatteo Reno, Bellari Giamarina Pietracuta, Russi Fossoghiaia. Grazie a te conosciamo anche una nuova squadra, Bagnocavallo, che è diventato Bagnacavalla. Va bene, non ti occupare. Bagnacavalla, ma è delle mie parti Bagnacavallo. Un saluto a William Muratori da Gabicce Gradara, grande. Guarda che Bagnacavallo è delle mie parti. Lo so, ci mancherebbe, io lì non discuto, ci mancherebbe altro. Tu hai un grande cuore, ricordati. Cosa andiamo a vedere adesso? Parte giù. Non mi far dire certe cose che non posso dire. Vai giù, leggi. Allora, le interviste dopo gara? No. Prima, in attesa del Gabicce. In attesa dell'inizio del campionato andiamo a vedere la gara di Coppa Italia tra Gabicce Gadara e Vis Valfoglia.
E poi le interviste. Credi dopo davvero gara. che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Nell'antistadio di Gabice Mare va in scena il ritorno di Coppa Italia tra i padroni di casa opposti a Valfoglia. All'andata Gabice Gradara si impose per una rete a 0. Partita subito intensa che si apre già al primo con gli ospiti che invocano un calcio di rigore e presunto fallo su Mancini, ma Pigliacampo di Pesaro fa segno di proseguire. Il Valfoglia prova a colpire da calcio piazzato, ma Celato fa buona guardia. Il Gabice Gradara inizia a rendersi pericoloso da posizione defilata e Fabri a cercare l'Eurogol. La palla termina di un nulla al lato, ma lo stesso attaccante servito in area di rigore da Grandicelli non riesce a superare l'estremo ospite. La partita risulta gradevole, occasioni da una parte e dall'altra. Gori lasciato libero in area di rigore, di testa sfiora il bersaglio. Dall'altra parte prende coraggio il ragazzino innocentini senza trovare fortuna, mentre poco dopo dall'angolo di Bastianoni Sabatini di testa sfiora il vantaggio. I Gabice Gradara esce di scena e si prende la leadership in campo di Valfoglia. Celato smanaccia 2 occasioni, prima sul versante sinistro, poi su quello destro, ma è un preludio al gol. Punizione battuta a sorpresa da Giuliani sulla tre quarti sinistra verso Polidori, cross dal fondo e Mancini realizza. Per l'1-0 Valfoglia. In questo momento questo risultato si giocherebbero i supplementari per decidere chi passerà il turno. Nell'eventualità si andrebbe ai calci di rigore. Un altro colpo di testa spaventa la porta difesa da Celato, mentre l'occasionissima del pareggio capita a Capitan Sabatini sul finire del primo tempo che da posizione favorevole non riesce a finalizzare. Squadra a riposo sullo 0-1. Ad inizio ripresa il Valfoglia manca il bis. Al quinto Celato si distende il tuffo sulla conclusione di Gori. Al settimo salva la porta su Gori, rimanendo fino all'ultimo in piedi per poter respingere la conclusione ravvicinata, mentre dall'altra parte a Debi salva su punizione di Costa e ancora su Fabri di testa, colpo sicuro su un angolo battuto da Bastianoni. Di lì a poco il gol del pareggio con un colpo da biliardo di sinistro di Grandicelli su assist di Bastianoni, minuto 21, con palla che entra in porta a mezza altezza. La partita si accende e diventa spigolosa, tanto che fioccano le ammonizioni. Al 27esimo ancora il Valfoglia si mangia un gol fatto con Sabatini dopo un'efficace azione Gori Mancini. Al 31esimo Gori dopo una ribattuta lascia partire un destro velenoso che si perde al lato, mentre al 33esimo Celato compie una prodezza sul colpo di testa ravvicinato di Mancini su cross dalla sinistra di Serafini. Arriva a questo punto puntuale il castigo di Gabice Gradara, mentre il Valfoglia cala la distanza. Al 36esimo il nuovo entrato Buda in anticipo sfrutta al meglio un assist di Grandicelli. L'ex gambettola non si fa scappare l'occasionissima facendo scattare la sirena del capo ultrasso rossoblu, ma lo stesso giocatore al 40esimo, sfruttando un cross di Costa con relativo pasticcio della difesa ospite, si ritrova il pallone del Tris e Ada Debi non sembra vero di ritrovarselo invece tra i guantoni. E al 42esimo l'ultimo occasione del match, il neoentrato Galli steso proprio da Debi in aria rimedia il penalty che Fabri dagli 11 metri trasforma, decretando il 3-1 finale e il passaggio meritato al secondo turno di Coppa Italia ad opera di Gabice Gradara. Bene. Arrivano altri soprannomi per quanto riguarda il nostro amico Adil. Mi difendono prego. perché dicono che si pronuncia Bagnacavallo, mi dicono che ho ragione, Bagnacavallo, però stai sì. attento altrimenti fai arrabbiare Marescotti. Marescotti ti hanno chiamato, ti vogliono bene. Allora io direi adesso andiamo a vedere le interviste dopo gara inerente al Gabice. Prego Stefano, manda pure. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e i salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il Grigione, perché il Grigione è una scoperta dell'antico. Con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. Nicola Celato, grande vittoria di monta, però che fatica oggi, davvero una partita molto tosta. Le tue impressioni? Come hai detto te, è stata una partita tosta, partivamo da un piccolissimo vantaggio della parità di andata, del risultato di 1-0. Abbiamo sprecato secondo me 3 palle gol nel primo tempo per andare in vantaggio, loro sono stati bravi a sfruttare l'unica palla penso nel primo tempo e poi nel secondo tempo è stata una partita diciamo costellata di occasioni, passami questa definizione, ne abbiamo fatti più noi, quindi è andata bene così. Senti, parlavamo appunto con il Presidente, ci diceva grande
parate a un certo punto anche da parte tua. Raccontaci un po' una prodezza, soprattutto su quel colpo di testa, non era facile da prendere. No, non era facile, Mancini è veramente bravo, di solito da lì fa gol. Guarda, ti dico, sono situazioni che spesso proviamo in allenamento sui cross, di cercare di mantenere la posizione e non fare mai il primo passo, quindi quella parata, la metà del merito la do a Andreoni, il mio allenatore dei portieri, che sono situazioni che proviamo veramente, quindi è bello che poi quando succedono in partita abbiano esito positivo. Qual è il rammarico di questa sconfitta e quali sono le cose positive che lei ha visto? Ma il rammarico della sconfitta è che insomma dai, alla fine abbiamo lasciato un po' di campo, dopo che abbiamo preso l'1-1 abbiamo lasciato un po' di campo sulle ripartenze. E poi il rammarico è che quando abbiamo avuto quelle 3 occasioni da gol dovevamo far gol, punto. Una vittoria di rimonta, ci sono davvero tutti i presupposti per il sorriso, vedendo anche la partita che è stata spettacolare per certi versi ma anche molto maschia. Sì, diciamo che è stata una partita maschia dove ci sono state molte munizioni. Noi sicuramente abbiamo sbagliato a calarci nella loro parte perché sono venuti qua in maniera aggressiva a fare un certo tipo di gioco. Noi dobbiamo soltanto pensare a fare calcio, a provare a giocare, e quando l'abbiamo fatto a tratti li abbiamo messi in difficoltà creando anche diverse situazioni da gol. È contento della prestazione dei suoi, valutando per l'appunto i 90 minuti, ti chiedo a una settimana dall'inizio del campionato a che punto sia a livello di forma? Ma diciamo che c'è da lavorare tanto perché anche oggi abbiamo concesso degli errori abbastanza grossolani a livello tattico, però è ovvio che in una settimana di lavoro non è che si può fare tanto, e quindi il lavoro, la cosa bella è che poi abbiamo vinto oggi, che è la cosa più importante, abbiamo passato il turno, e sicuramente secondo me c'è da migliorare tanto e c'è il materiale per poterlo fare, questa è la cosa importante. Rispondo a un telespettatore, al nostro amico Andrea Tirafelli. Si giocherà a Gatteo la partita, appunto, che mi chiedevi informazioni, scusami se ti rispondo in ritardo. Ebbene, tu me lo chiedevi prima, quindi cosa andiamo a vedere adesso come ultimo servizio della serata? La presentazione è avvenuta venerdì, sei andato a presentarla a te, no? Del Gabice Gradara. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. È tempo di presentazioni. Tanta gente venerdì sera nel nuovo piazzale del municipio per la presentazione ufficiale del Gabice Gradara Calcio. Dopo l'inno di Mameli, tutte le 11 squadre, a cominciare da quelle del settore giovanile, sono state presentate sul palco insieme ai rispettivi staff tecnici, dopo aver sfilato per le vie del centro in un tribudio di bandiere e palloncini rossi, bianchi e azzurri. Ad applaudirli in platea anche il sindaco di Gabice Domenico Pascuzzi, l'assessore allo sport dei comuni di Gabice Gradara Roberto Reggiani e Thomas Alenti, il consigliere regionale Marche Andrea Biancani, il presidente del CONI provinciale Alberto Paccapello, il presidente del comitato regionale delle Marche della LND Paolo Cellini, il presidente provinciale Pasquale Mormile e Alberto Bellavista, responsabile nazionale scouting del Parma Calcio. Con la società Ducali, infatti, il club presieduto da Gianluca Marsili ha stretto una prestigiosa partnership per quanto riguarda il settore giovanile, un investimento importante, ha sottolineato il presidente Marsili, che permetterà ai club di migliorare sotto tutti i profili. È stato sottolineato come il club punti oltre che sull'aspetto tecnico, l'attività sportiva è garantita in un contesto di assoluta professionalità, con dirigenti che seguono quotidianamente l'attività di ciascuna squadra, sulla crescita dei ragazzi sotto il profilo umano. La lealtà, il rispetto dell'avversario, i valori dello sport sono da sempre la bussola del club, e per questo ha reso orgogliosi il Gabice Gradara la conquista della Coppa Disciplina relativamente alla stagione scorsa. Per il Gabice Gradara si tratta di una crescita direttamente proporzionale, mai una parola fuori luogo, mai il passo più lungo della gamba. Le strutture messe a disposizione arricchiscono la voglia di addentrarsi dentro il mondo rossoblù. Ad oggi, non a caso, il Gabice Gradara Calcio vanta uno dei più cospicui settori giovanili della zona, tanto da meritarsi l'affiliazione con il Parma. Occhio di riguardo riservato a tutte le formazioni, dove ognuno di loro vanta un allenatore che porta la propria esperienza ai bambini e ai ragazzi, per poi vedere all'opera anche l'ingresso di figure societarie ed esterne che svolgono il ruolo di aiutanti, proprio
per non far mancare nulla a tutti i tesserati. Aiutanti nella fattispecie sono Mattia Tardini, Giorgia Della Chiara, Ridolfi, Giacomo Fulvi, Antonio Oliva, il preparatore atletico Matteo Baldini, l'allenatore Francesco Marchetti, l'allenatore Filippo Pratesi, Matteo Lavanna, Marco Gaudenzi, Andrea Ricci, Andrea Campanelli, Alessandro Maggi, Roberto Bartolini, Nicola Penacchini, Guglielmo degli Esposti, Alessandro Baldunoni, Claudio Fanelli, Piero Giromoni, Claudio Marcolini, Giorgio Metti. I complimenti sono arrivati davvero da parte di tutti, persone importanti che conoscono la realtà hanno confermato quanto di buono ha fatto vedere in questi ultimi anni. Per quanto riguarda la prima squadra, l'obiettivo è confermare quanto di buono ha fatto vedere nella passata stagione. L'allenatore è rappresentato da Scardovi quest'anno, proprio colui che, pur vantando un grosso curriculum, dovrà raccogliere l'eredità pesante di Mirko Papini e del vice Giampiero Ciriaco. Una formazione che è stata capace di mettere in difficoltà l'Anconitarne e Vigor Senigallia, che hanno ottenuto la promozione diretta e tramite il ripescaggio nella nuova eccellenza marchigiana. Sul ruolo del club e anche sulle norme disciplinari, l'attestato della vittoria della Coppa Disciplina dimostra quali siano davvero i valori del club e cosa si trasmette fin dalle prime battute ad ogni bambino che si approccia al mondo del pallone, quel pallone che da qualche anno in maniera insistente attraversa il territorio del Maggi per arrivare a nuovi e sconosciuti orizzonti. L'obiettivo è quello di continuare a sognare vivendo la realtà, una realtà fatta di sorrisi e di puro divertimento e di piacere nel calciare il pallone. Concludiamo elencando i nomi della rosa che parteciperà al campionato promozione 2019-2020: Alberto Sabatini, Andrea Grassi, Andrea Maggi, Andrea Passeri, Bacchieri Filippo, Carburi Lorenzo, Ciamaglia Daniele, Cristian Tardini, Davide Baierani, Federico Bastianoni, Federico Pedini, Filippo Galli, Filippo Innocentini, Francesco Vegliò, Giacomo Buda, Granci Mattia, Lorenzo Costa, Lorenzo Della Chiara, Luca Grandicelli, Emanuele Rosselli, Martin Marcolin, Matteo Fabbri, Nicolò Celato, Paolo Fredducci e Tommaso Bulzinetti. Per quanto riguarda invece lo staff tecnico, come mister troviamo Massimo Scardovi, poi il preparatore atletico Maglio Molinari, preparatore portieri Alessandro Andreoni, fisioterapista massaggiatore Nicola Penacchini e direttore sportivo ovviamente Gabriele Maggi. Ebbene, abbiamo conosciuto anche il mondo rosso-blu, quei 3 servizi dedicati questa sera a Gabicce e Gradara. Siamo addirittura d'arrivo perché rimanete con noi, tutto su Rimini Calcio tra poco in Sport Up. Ospite d'onore questa sera il direttore sportivo Rino Danieli. Ebbene, andiamo a salutare gli ospiti di questa serata. Grazie a Giacomo Alpini. Grazie, ciao a tutti. Grazie al bomber del Vice Nova Feta Calcio William Muratori. Grazie a voi. Grazie al nuovo bomber del Vice Nova Feta Calcio, battezzato con tutti i nomi questa sera, Adil, Mezzegur, Mare Chiaro, Montescuro, tantissimi. Adil, grazie di essere stato qui tra noi. Grazie a voi, davvero, grazie. E grazie soprattutto ad Andrea Comuniello, prossimo marito della nostra Silvia. Grazie Andrea. Grazie a voi. Vi mandiamo le partecipazioni. Silvia, ci vediamo tra poco io e te con Sport Up. Rimanete con noi 5 minuti esatti, grazie.